Un evento importante oggi, l'incontro con le scuole e gli istituti Erasmus, un evento sicuramente che si articolerà in varie iniziative. Come si svolgeranno, Presi? Stamattina abbiamo 4 gruppi provenienti dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Spagna e dal Portogallo. Si trovano in Agrigento per quella mobilità prevista dal progetto Erasmus. È un progetto ambizioso, noi ci siamo legati al coordinamento con la Turchia proprio perché attraverso questo progetto i ragazzi possano avere della sicurezza informatica. Il progetto infatti è security, sicurezza informatica, specialmente in questi 2 anni di pandemia che noi abbiamo avuto e che i ragazzi sono stati più soggetti ad avere il telefonino in mano chiuso a casa. Quindi i ragazzi sono portatori di cultura, di competenze, alla fine sono gli uomini della società futura, pertanto devono capire quello che è corretto con internet e quello che non è corretto. Questo progetto non ha il momento solo della mobilità, ma ogni mese sono fatte delle attività su internet con questi 4 paesi e i ragazzi abbiamo visto che in questo anno di pandemia sono cresciuti tantissimo in competenze. Ho accanto a me la rappresentante della Turchia che un po' è pilota nostra in quanto ci ha aiutato in tante cose. Il nostro docente è andato in Turchia già a novembre, poi noi faremo degli spostamenti ma dopo altri percorsi formativi perché qua in Sicilia hanno una settimana intensa, pomeriggio alla Valle dei Templi, domani mattina al lavoro qua a scuola, il pomeriggio andranno al centro storico, il mercoledì andranno a Palermo, sempre seguiti da guide turistiche che possono far vedere oltre le bellezze la cultura nostra, la Sicilia e tutto quello che c'è da vedere. Ci sta trovando lei in un momento di arte culinaria, visto che ha fatto delle fotografie. Abbiamo tentato stamattina attraverso il buffet di far capire com'è una colazione all'italiana. Pomeriggio andranno alla Colimpetra, si porteranno anche il pranzo costruito e preparato dai nostri ragazzi dell'alberghiero per capire ancora usanze e tutto quello che c'è da capire rispetto sia alla scuola, sia alla Sicilia, sia ad Agrigento che alla Sicilia. Yes, Filiz, my name is Filiz. I am from Turkey. I am coordinator of the project. We aim to equip all teachers and students about safer use of internet, and we want to introduce all students new cultures and new places. For this reason, we made this project. Erasmus is a chance for our students to meet and come together and do something together. Thank you to principal for nice hosting us, to Bruno and Cristina and Claudia, Marta. Thanks to all teachers, all Italian teachers and students for hosting us. Thank you very much.